C'è una mobilitazione di tutti, dal Ministero dello Sviluppo Economico in testa e quindi con i propri maggiori dirigenti che se ne occupano, la Regione, i deputati, i senatori di ieri e di oggi, il Consiglio regionale. Io credo che questo sia il segnale di quanto siamo attaccati all'azienda di Mel a fianco dei lavoratori. In queste ore si stanno chiedendo delle ulteriori risposte all'amministratore delegato rispetto alla prosecuzione delle iniziative legate a interventi di imprenditori. Però dall'altra c'è anche un interesse da parte dell'Austria attraverso l'ambasciata italiana che è stata mobilitata proprio dalla nostra regione, dalla regione del Veneto, affinché si tenga un collegamento tra ciò che accade in Austria e ciò che accade in Italia. È la stessa azienda. Ha fatto molto bene il senatore Piccoli a fare questa iniziativa, perché in effetti qui ci si trova che un maggiore stato sociale, quindi una maggiore attenzione per i lavoratori, si può tradurre in una penalizzazione delle scelte di una multinazionale che dicono beh, lì comunque c'è qualcuno che li aiuta e quindi è meglio che noi si resti laddove i lavoratori invece creerebbero un disastro sociale maggiore. Ma questa non è equità, questa è come dire, la nostra grande civiltà sui temi del lavoro, ma è anche giusto che la produzione resti là dove c'è la migliore capacità di produrre, e lo stabilimento di Mel ha queste caratteristiche.